Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Dopo pochi gli agenti di polizia nel Friuli occidentale, politica e sindacati fanno sentire la loro voce. Sempre meno uomini sul fronte sicurezza a Pordenone. Le uscite per pensionamenti non vengono rimpiazzate da nuovi agenti e così politica e sindacati di polizia si fanno nuovamente sentire. Il consigliere regionale dei cittadini, Tiziano Centis, ha presentato una mozione per chiedere un potenziamento di uomini e risorse nell'area pordenonese, una delle più sguarnite della regione. Abbiamo presentato questa mozione perché a cominciare dalla questura di Pordenone negli ultimi anni c'è stato un progressivo, continuo mancanza di figure, di risorse, di personale, di polizia che va a penalizzare il territorio regione Friuli Venezia Giulia, ma in modo particolare il nostro territorio pordenonese. Allora ovviamente capisco e capiamo che ci sono necessità per quanto riguarda i confini, per quanto riguarda la sicurezza di importanti centri, città come Trieste, come Udine, ma anche Pordenone, il territorio pordenonese ha bisogno di forze di polizia, di presenza di polizia che ovviamente mantengono e governano la sicurezza nelle nostre città. Ci aspettiamo da questo governo regionale l'attenzione e la disponibilità a portare al governo centrale a Roma le esigenze di questo territorio. Anche il sindacato FSP, con il suo vicepresidente nazionale Raffaele Padrone, da anni impegnato in questa battaglia, ha bussato alla porta del prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino. Il prefetto chiaramente ha preso atto della nostra protesta dell'FSP e ci sarà sicuramente, propone un intervento per luglio nei prossimi movimenti, perché da qua a luglio non ci saranno movimenti se non movimenti interni dati da uomini che si spostano da città a città, però insomma noi in previsione non abbiamo nessun arrivo né a Pordenone né nel Friuli Venezia Giulia. Se rinforzi ci saranno, insomma, questo non avverrà prima dell'estate.